Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate le vicende singole ma importantissime di alcuni autori che nel VI secolo fanno poesia, VI secolo a.C. fanno poesia. Fanno poesia in un modo un po' particolare, perché non fanno poesia nel modo tradizionale come era stata fatta fino a quel momento e come forse sarà fatta anche in modo molto diverso ma successivamente. E sì, non fanno poesia da soli per conto loro in rappresentanza di una comunità o di un'eteria, ma fanno poesia tutti insieme, scrivono episodi, scrivono poemi, scrivono liriche di gruppo, destinate a essere recitate in pubblico da più attori. Ecco che allora è importante raccontare chi sono questi protagonisti che rivoluzionano la poesia e portano nel mondo una coscienza civile fino a quel momento lì forse sconosciuta. Abbiamo raccontato di Alcmane, dobbiamo raccontare di Stesicoro. Stesicoro probabilmente non è il vero nome di questo autore è Tisia, ma si chiama Stesicoro perché era così bravo a stendere liriche corali che proprio questa capacità di collocare, stendere, porre liriche corali gli avvale il nome di Stesicoro, colui che pone liriche, colui che pone poesie, che pone racconti. È un autore importantissimo perché prende tutto il materiale della mitologia e lo trasforma in prosa, lo trasforma in una nuova modalità di racconto. E questa prosa poi diventa poesia, diventa verso. È interessante quindi quello che fa Stesicoro. Prende il materiale del mito, prende il materiale di Omero, prende il materiale di Esiodo e lo rielabora in un racconto nuovo. E questo racconto nuovo diventa una poesia. Proprio perché lui vuole e lui capisce che attraverso la poesia si può andare ancora più in là, ancora più a fondo del mito. Ed è interessante perché già il mito, come lo conosciamo noi, già il mito come l'abbiamo raccontato in Omero, aveva una profondità enorme. Ecco, Stesicoro è convinto che dietro quella profondità ce ne sia un'altra ancora più interessante. Non a caso, Stesicoro è uno degli autori più famosi della letteratura greca arcaica, perché dalle sue opere dipenderà molto della comprensione che noi abbiamo del mondo greco. Se siete curiosi e volete capirne di più, ci vediamo qui, sempre domani, sempre a Storie.